Rieccoci a Primo si Interpares, appuntamento mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook. La tematica di questa seconda parte l'avete visto, ovviamente parliamo, è brutto dire, quasi una garanzia per i bambini, per il futuro dei bambini, se nel caso in cui ovviamente dovesse mancare, tocchiamo ferro, un genitore, quindi parliamo sotto un aspetto anagrafico, però abbiamo allargato il ragionamento e l'abbiamo allargato anche sulle coppie di fatto, se possono avere figli, e l'ho chiamato la pubblicità mentre stava intervenendo lei. Sì, volevo contestare un attimo, cioè io sono medico, ho fatto il medico tutta la vita e ho fatto parte anche per 38 anni di commissioni invalidi, quindi ci veniva... Medico di base? Ero fatto per 11 anni il medico condotto, come era una volta, quindi praticamente... E perché non continua a farlo? No, è medico condotto di una volta, era un medico dipendente del comune. Ma adesso è in pensione? Adesso sono in pensione. Ed è sbagliato, c'è una carenza di medici. Lo so, sono venuti fino a casa a cercarmi, però ho 75 anni, devo cominciare. Mi scusi un attimo, poi ritorniamo al nostro ragionamento, sì. No? E mi dà fastidio, e lo dico veramente, moltamente perché sto arrivando anch'io a quell'età lì, che dicono sei vecchio, basta così. Io chiedo e domando, vecchi si diventa tutti, no? Sì. Allora, se uno è bravo da giovane ed è bravo da meno giovane, vecchio è brutto dire, lo chiamo meno giovane. Il meno giovane avrà bisogno dell'energia del giovane, ma se il meno giovane è bravo, perché deve smettere? Sì, Mi allora spiega perché? Perché deve riposarsi prima di morire? No, può fare altre cose. Ad esempio io mi sono messo a fare il casalingo, ho detto ho capito, però se c'era, porti i nipoti, se c'era necessità, non sarebbe stato male, visto, comunque visto l'ho che fatto, ci sono molti paesi che non hanno il medico di base. Fino a 73 anni l'ho fatto, quindi oltre i 65. Parentesi chiusa, ma come aneddoto... L'abbiamo già trattato in altre trasmissioni. Se vuole in ospedale, ero in ospedale, a un certo momento c'era un paziente mio che era per un discorso della commissione invalidi e viene visto da un cardiologo, che era mio amico, tra virgolette, che aveva credo sui 60-62 anni. Alla fine della visita sa cosa ha detto sto paziente? Ma è vecchio quello là, per me è inadeguato. Sì. No, non aveva 75 anni, aveva 62, 60. Vabbè, però le parole che vengono sì, va bene, sono cose la bravura e l'esperienza contano ben altro, le parole. Torniamo a bomba, per carità, il discorso è importantissimo. Allora io contesto quando si dice sono delle procedure mediche, tipo la gravidanza per altri, non so, col nome come l'utero in affitto, come... A un certo momento il giuramento di Ippocrate che ci hanno fatto fare quando ci hanno iscritto all'ordine di medici prescriveva che non potevamo in nessuna maniera andare a interferire, uso termini miei, col processo biologico della vita, cioè dovevamo curare, assistere un paziente, non andare ad alterare la biologia di quel paziente. Quindi per me andare a fecondare, cioè omettere, neanche a fecondare, perché non è detto che la gravidanza per altri comporti l'ovulo della, chiamiamola, madre gestazionale, cioè può essere solo gestazionale, cioè inseriscono in un utero un feto alla fin fine perché si sviluppa fino al 9° mese. Questa non è una procedura medica, perché va contro le biologie, quindi va proibito in una maniera più assoluta, e mi sembra che adesso questa fecondazione assistita stia prendendo, proprio questione di giorni, stia prendendo questo orientamento a livello nazionale, cioè che venga proibita in maniera assoluta questo sistema. Le dico, è già proibita in Italia. La fecondazione assistita, la gestazione per altri, perdono. Sì, sto parlando di quella forma eterologa, diciamo. È proibita in Italia. Sì, è proibita, però ci sono stati europei che invece la permettono. Sì. Il problema è che questi stati europei che la permettono, che poi registrano all'anagrafe quel bambino come figlio di XY, adesso uso OIB, non diciamo XY se non entriamo nel campo del genico, e poi si pretende che in Italia venga registrato in quanto tale coppia, cioè figlio della coppia. Sì, però questi sono i casi estremi, credo che siano proibiti dalla legge italiana, giusto? Allora, in Italia non si può usufruire di questo tipo di tecnologia, sia per le coppie eterosessuali che per le coppie omosessuali, per cui di fatto chi ha un figlio con la gestazione per altri lo ha perché è ricorso a questo tipo di tecniche all'estero. O lo fa per nascosto? Beh, è un po' improbabile, comunque lo fa prevalentemente all'estero. Il problema è per questi figli che hanno di fatto 2 genitori dello stesso sesso, ma che per la legge italiana ne hanno soltanto uno.
Questo è chiaramente un problema non tanto di come questi figli vengono al mondo. Però è un problema anagrafico per praticamente, diventa quasi un problema economico in questo caso. Diventa un problema per la vita. Solo un problema economico per la vita, esatto, per la vita. Esatto, e questo è il punto. Se tu hai due genitori, perché lo Stato non deve riconoscere soltanto uno? Non sono genitori, uno può essere al massimo genitore, l'altro non è un genitore, non nascondiamoci dietro le foglie di fico. A un certo momento la coppia gay che ha questo bambino, uno può essere il padre, che potrei anche avere, e l'altro non è nessuno, al massimo è il compagno unito in unione civile, non so come si chiama, con l'altro, però non è nessuno. Ma domanda, se queste due persone si vogliono bene, qui diventa un problema. No, ma stiamo parlando di due persone, non voglio discutere questo. Però abbiamo detto che una legge chiara non c'è, anzi non c'è qui in Italia, e bisogna andare su un fatto del volersi bene, dell'amore della persona. Sì. Allora lei giustamente dice, uno dei due ce l'ha ed è così, però se due persone si amano e il bambino è figlio di uno solo e questi due si amano, perché non dà il diritto anche all'altro che ama quella persona e che ha quel figlio di avere gli stessi diritti che ha lui in caso che quell'uomo muoia? Ho chiarito il concetto? No, chiarissimo. Visto il fatto, cioè con cose fatte, c'è questa coppia, c'è il bambino. Cioè lì dobbiamo regolare, visto l'esistente, ecco che dobbiamo regolare questa coppia, però non stiamo a chiamarlo papà 1 e papà 2. Non sono d'accordo con lei su questo. Cioè regoliamo, c'è questa situazione. Però la coppia si vuole bene, si ama e i diritti del bambino sono per entrambi. Con la legge che dice, vabbè, in questi casi questi due signori sono uniti in unione civile, non usiamo il termine matrimonio perché anche sui giornali si usa impropriamente il termine matrimonio. Si dice unione civile. Usiamo i termini giusti, e può essere regolata. Matrimonio per semplificare. Lo so, ma sbagliano molto volentieri su questa roba. Il punto è che quello che è successo oggi però va non a mi minare alla questa domanda fatta certezza. prima, Gagliolo. Questo è un problema perché il governo è un po' contro l'LGTB oppure è una scelta? Lei non mi ha dato la risposta quanto le ho chiesto prima. È chiaramente ha iniziato poi non l'ha continuato, cioè, è chiaramente un attacco, una cosa così abbastanza naturale, perché mi sembra di capire. Rancan non dice sì, sono d'accordo perché fa parte di uno schieramento che è contrario, però dice tutto sommato se c'è una regola capisco anche la famiglia di gay o di due uomini o due donne che hanno un figlio e che si amano e si vogliono bene, il padre comunque rimane uno, dice lui con qualche dubbio perché non mi ha dato con una certezza, però dice i diritti dovrebbero avere con tutti e due. E perché questo governo allora, non è d'accordo? Facciamo chiarezza, in questo momento, prima di questa uscita del governo, non tutti i comuni permettevano una registrazione anagrafica per i figli di coppie composte da persone dello stesso sesso, lo facevano solo alcuni comuni. La maggior parte dei casi il riconoscimento avveniva attraverso una sentenza del tribunale che faceva sì che l'altro partner, quello non biologico, adottasse il figlio biologico del partner. È un po' confuso, però spero di essermi chiarito. Il governo cosa ha fatto? Ha detto a quei pochi sindaci, a quelle poche amministrazioni che ancora riconoscevano una via più semplice e anche economicamente meno problematica e anche legalmente meno problematica di riconoscere questi figli, di non farlo più. Questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che tutti si trovassero nella condizione, uno, di perdere la genitorialità su un figlio che prima avevano acquisito perché ha un effetto retroattivo in alcuni casi, e due, di rendere di fatto orfani dei figli che hanno due genitori. E questo è un attacco alla comunità LGBT, è palesemente un attacco a tutte quelle famiglie e soprattutto a tutti quei figli di queste famiglie. È una cosa inspiegabile perché non solo va a creare, come dire, una disparità fra figli di coppie eterosessuali e figli di coppie omosessuali, ma va ad attaccare delle persone che sono dei soggetti deboli che la politica e lo Stato dovrebbe tutelare. D'accordo anche? Sì, sul ragionamento di cercare di risolvere il problema sono d'accordo, però non sono d'accordo un po' sulla sta coppia omosessuale che ha un figlio, cioè il discorso parte a monte, questa coppia non ha diritto di avere un figlio, cioè è un termine brutale forse, non ha diritto di avere un figlio perché non può averlo biologicamente,
E com'è che ce l'ha sto figlio? Andando in Ucraina prima di questi fattacci qua. E se questi due invece lo adottano? E allora prima bisogna regolare il discorso dell'unione civile. Ma lei sarebbe d'accordo su questo? No, io non sarei d'accordo, perché la natura ci dice che un bambino viene su, cioè un bambino viene su con papà e con una mamma. Quindi lì dobbiamo... Quindi non è d'accordo nemmeno se loro... No, una roba sono i diritti della coppia omosessuale, una roba sono i diritti dei bambini, come dice anche il mio interlocutore. Cioè il bambino ha diritto di avere un papà e una mamma. Infatti, tornando al discorso di prima, quando avrà l'età giusta si chiederà se è figlio di una coppia maschile, figlio legale, diciamo, di una coppia maschile, ma mia madre dov'è? Ma credo che sia un problema che si sono posti tutti. Ad esempio, mi fa venire in mente che durante... Ma l'uomo si abita facilmente alle difficoltà quotidiane. Sì, va bene, si adatta, però qualcuno a un certo momento cercherà di usare il cervello. Mi ha fatto venire in mente, durante la seconda guerra mondiale, il nazismo aveva preso delle prigioniere ebraiche, polacche, ucraine, via dicendo, e le aveva fatte fecondare da soldati tedeschi. Cioè, sì, quello si chiama stupro. Sì, sono d'accordo. No, ma voglio arrivare ai figli che sono nati, che sono magari perfetti fisicamente, magari erano biondi con gli occhi azzurri, tutte quelle belle cose qua. Però andando ad analizzare, almeno tempo fa ho letto un attimino, sono tutti figli, tutta gente disadattata completamente, perché sì, magari sapevano chi era il padre, ma non sapevano chi era la madre, perché era stata addirittura eliminata, faccio per dire. Sì, però stiamo parlando di persone cresciute in un contesto e in famiglie di cui non abbiamo nessuna informazione. Noi, le uniche informazioni sicure che abbiamo sono sugli studi che sulle famiglie omogenitoriali sono state compiute negli ultimi 50 anni. E sono famiglie la cui qualità della prole, o comunque qualità della crescita dei figli, non si misura nel sesso biologico dei genitori, ma si misura nella qualità delle relazioni fra le persone che compongono la famiglia. E questo vale sia, e lo dimostrano 50 anni di studi sulla crescita dei figli, vale tanto per le famiglie eterosessuali quanto per le coppie omogenitoriali. Ora, noi possiamo avere individualmente tutte le opinioni che vogliamo, possiamo pensarla come vogliamo sul fatto che le coppie omogenitoriali possono avere il diritto o meno di avere una progettualità genitoriale. Quello che oggi è successo è che il governo di fatto non ha risolto un problema che c'era già, ha aggravato il problema esistente e soprattutto non ha aggravato un problema a degli adulti su cui uno può dire ok, sono delle persone che possono in qualche modo provvedere a se stesse. Ha semplicemente messo dei bambini in un cul-de-sac legislativo da cui potrebbero uscire con dei diritti, ma potrebbero anche uscire con uno stato di mancanza di un genitore, legalmente parlando, imposta dalla legge. E io credo che questo sia incivile, profondamente incivile. Vado in pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte, però anticipo già la domanda che le faccio. Questa ovviamente richiesta dal vostro punto di vista corretta, è soprattutto una richiesta che riguarda soprattutto la parte economica? No, i soldi c'entrano veramente molto poco. A parte economica intendo la garanzia di, se qualcuno viene a mancare, che anche l'altro sia un padre e quindi di conseguenza abbia la possibilità economica di poterlo mantenere, perché se dell'altro, di quello che viene oggi reputato l'unico genitore per quanto riguarda lo Stato, se dovesse mancare quello, l'altro non può avere più i stessi diritti che aveva l'altro, giusto? Quindi non può più andare in qualsiasi parte a chiedere delle documentazioni e tant'altro, e quindi anche delle richieste alla banca sotto un aspetto economico, tanto per capirci. Mi risponde dopo la pubblicità.